Amici di Lega Basket Femminile, un cordiale saluto dal Palacus di Cagliari, terza giornata del campionato di Serie A1 femminile di basket. In campo Cus Energit Cagliari e Umana Reyer Venezia, terza giornata di campionato, però la prima tra le mura amiche per il Cus. Io sono in compagnia del vicepresidente del Cus Cagliari, Marcello Vasapollo. Due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, invece due vittorie per l'Umana Reyer, però c'è da dire che, considerando anche l'impegno di oggi, il calendario di certo non vi ha dato una mano. No, assolutamente no, perché Reyer Venezia anche lei fa parte di una serie di squadre che chiamiamo le squadre di alta classifica. Noi invece al contrario siamo una squadra che deve lottare per non retrocedere. Assolutamente, quindi sì, il campionato, l'inizio campionato è andata così, pazienza, cerchiamo in qualche modo di fare gruppo e far sì che queste partite producano per le prossime. Ecco, l'obiettivo è in queste partite, come diceva giustamente, andare a cercare magari la prestazione, magari la prova di carattere, di orgoglio, di non soccombere, insomma, più di tanto dal punto di vista della prestazione. Poi i valori in campo, insomma, sono quelli che sono. I valori in campo, soprattutto dal punto di vista fisico, sono completamente diversi, quindi è durissima anche oggi. Però noi, ripeto, abbiamo iniziato, lo sapete, con grandi ritardi e anche a formare il roster. Quindi sono partite che ci saranno utili più in là, perché valuteremo anche esattamente qualche giovane, come se ce la può fare a fare questo campionato, quindi siamo un pochettino in una sorta di corso professionale, insomma. Riavvolgiamo un po' il nastro, la vostra è stata un'estate difficile, ne ha accennato in precedenza, vi siete comunque prodigati sul mercato, avete portato a Cagliari una giocatrice importante, una su tutte ovviamente, oltre agli altri acquisti, Samantha Pralis. Cosa vi sta dando? Samantha Pralis è fortissima, è un play completo, perché oltre a creare tantissimo gioco è una che ha molti punti nelle mani. È chiaro, non l'aiutiamo perché il resto del roster non è fortissimo, però ripeto, stiamo lavorando per il futuro veramente. Adesso le squadre si stanno formando, probabilmente una di queste squadre forti ha qualche giocatrice in esubero, noi siamo lì che aspettiamo per poi vedere se si libera qualcheduno per cercare poi assolutamente la salvezza. Dall'altra parte l'Umana Reyer, formazione insomma, che è arrivata alla semifinale scudetto lo scorso anno, eliminata solamente da Schio, non ha bisogno di presentazioni. Cosa possiamo dire sulla squadra avversaria? La Reyer si è ulteriormente rinforzata rispetto all'anno scorso. Io credo che con Schio, Ragusa, Napoli sia tra le 4 squadre più forti del campionato, insomma. La lotta a salvezza invece, il Cus Cagliari con chi dovrà vedersela? Ci sono già state un po' delle indicazioni in queste prime due partite? Sì, con Torino, Orvieto, Battipaglia, probabilmente già Vigarano e Sesto San Giovanni sono un gradino più sopra, però ci proviamo, dopo le vicissitudini di quest'estate è già tanto che siamo qua, insomma. Ecco, durante l'estate insomma sappiamo ci sono stati dei problemi, avete faticato per conservare la 1 in una città come Cagliari, adesso immagino che vi aspettiate anche una risposta da parte del pubblico e da parte di tutto il movimento isolano, vi dia una mano insomma a mantenere questa categoria che è importantissima. Beh, la mano ce la devono dare soprattutto le istituzioni, perché per mantenere questa categoria sì, la forza del pubblico ci aiuta, ma non è tutto, quindi bisogna che le istituzioni ci diano una mano, che venga fuori qualche sponsor come è venuto fuori, perché l'Energit ci ha dato una fortissima mano, il nostro nuovo main sponsor, quindi siamo in attesa un po' delle istituzioni e un po' di nuovi sponsor per poi fare quelle eventuali acquisti che potremo fare. Sicuramente si libereranno giocatrici io dico fra un paio di settimane. Ci sono già degli obiettivi, mi pare di capire che insomma un indirizzo sia stato già preso. No, noi adesso al momento abbiamo qualche obiettivo di qualche giocatrice giovane, sicuramente di prospetto, e qualche giocatrice che viene dagli infortuni, quindi un pochettino. Ma io sono convinto che ci sono roster dove ci sono troppe giocatrici, troppi galli nel pollaio, e quindi
vorranno giocare, speriamo che qualcuno si liberi, insomma. Torniamo sulla partita di oggi anche a beneficio dei nostri amici di Lega Basket che ci stanno seguendo ovviamente in diretta streaming, dove insomma quali saranno dal punto di vista tecnico e tattico secondo lei i punti salienti di questa partita? Probabilmente la fisicità maggiore di Venezia. Assolutamente la fisicità, cioè diciamo che probabilmente sulla carta non sono di quelle partite impossibili, veramente, o meglio non c'è quasi partita, però insomma cerchiamo, ripeto, di portarcelo come bagaglio di esperienza e poi sai, la palla è tonda, ma è difficile, molto difficile. Perfetto, io ringrazio Marcello Vasapollo, lo lascio andare a raggiungere le sue giocatrici, manca ormai poco all'inizio della partita, andiamo momentaneamente a chiudere, noi ci risentiamo tra qualche istante sempre qui dal Palacus, pronti a raccontarvi CUS Cagliari, Reyer Venezia, terza giornata del campionato di Serie A1 femminile di basket. Amici di Lega Basket Femminile, un cordiale saluto dal Palacus di Cagliari, terza giornata del campionato di Serie A1 femminile in campo. CUS Energit Cagliari e Umana Reyer Venezia, terza giornata di campionato, ma esordio tra le mura amiche per il CUS Cagliari che ha perso le prime due partite di questa stagione, affrontando peraltro campionesse e vice campionesse d'Italia. La prima partita nella gara inaugurale appunto contro la Passalacqua Ragusa, le ragazze di coach Antonello Restivo sono uscite sconfitte con il punteggio di 88-52. Invece nella sfida contro Schio, insomma, non è stata più agevole per le cagliaritane che sono uscite sconfitte col punteggio di 112-55. Umana Reyer che al contrario ha ottenuto 2 vittorie su 2 battendo all'esordio la Lavezzini Parma con il punteggio di 66-45, 14 punti di Ruzickova e 19 di Fontenet. Nella seconda partita altro successo ancora piuttosto largo, questa volta contro la Fila San Martino con il punteggio di 81-52. Mancano 2 minuti e 35 secondi all'inizio di questa partita. In fase di presentazione abbiamo sentito il vicepresidente del CUS Cagliari Marcello Vasapollo, un'intervista che potrete poi rivedere sui canali di Lega Basket Femminile, ovviamente su YouTube e anche sul sito ufficiale. Partita in diretta grazie alla sinergia tra Lega Basket Femminile, Direttasport.it e Sardegnasport.com. Terza giornata, dicevamo, del campionato di Serie A1 femminile, il più classico dei testacoda. CUS Cagliari all'ultimo posto con 0 punti, Umana Reyer invece in testa a punteggio pieno. Umana Reyer che è una delle big di questo campionato, lo scorso anno uscita solamente alle semifinali playoff per mano delle poi campionesse d'Italia della Famila Schio che aveva superato al primo turno proprio il CUS Cagliari, che ha raggiunto la sua prima storica qualificazione ai playoff, annata più che positiva per il CUS che ha guadagnato appunto la permanenza nel massimo campionato, che però ha poi dovuto sudare in altre sedi nel corso dell'estate. Tanto c'è da segnalare anche un bel
gesto delle ragazze del Cus Cagliari all'inizio di questa partita, subito dopo la presentazione deposto un mazzo di fiori per ricordare il professor Canepa, storico tifoso del Cus Cagliari, non solo della sezione di pallacanestro femminile ma di tutte le formazioni insomma del Cus, deposto dal capitano Cinzia Arioli, un mazzo di fiori proprio sul posto in cui era solito sedersi qui al Palacus di Cagliari. Manca ormai pochissimo all'inizio di questa partita, che sarà diretta dai signori Salustri Valerio di Roma, Bellamio Daniela di Latina e Sansone Alessio di Aprilia. Stanno facendo il loro ingresso in campo le squadre. Possiamo già allora fornirvi lo starting 5 scelto da coach Andrea Liberalotto, tecnico del Humana Reyer Venezia, che manda in campo con il numero 13 Alessandra Formica, con il numero 9 Francesca Pan, con il numero 14 in questo caso sì Maria Ruzickova, con il numero 5 c'è Deborah Carangelo. Dall'altra parte invece per il Cus Cagliari Cinzia Arioli, Samantha Pralis, con il numero 9 c'è invece Cristina Benic, con il 13 Nicolina Milic, con il 19 Alejandra Cesta. Gli applausi a sottolineare l'ingresso in campo delle due squadre. Tutto pronto ora per la palla 2 a saltare Nicolina Milic per il Cus Cagliari e Maria Ruzickova invece per l'Humana Reyer Venezia. Si schierano le squadre a ridosso del cerchio di centrocampo, ora è tutto pronto. C'è da sistemare qualche particolare tra gli arbitri che ora vanno a discutere, fanno invertire la posizione delle due squadre che si schierano a ridosso della linea del tiro libero. C'è da osservare un minuto di silenzio, ovviamente anche noi ci adeguiamo. Minuto di silenzio terminato e allora questa volta sì, si può partire. Cus Energit Cagliari, Humana Reyer Venezia, terza giornata del campionato di Serie A1 femminile. In bianco il Cus Cagliari di coach Antonello Restivo, consueta maglia oro granata invece per l'Humana Reyer Venezia. Qui c'è l'intercetto da parte di Francesca Pan, la palla subito nelle mani del playmaker titolare Ashley Fontenet. Ora nuovamente la giocatrice in maglia numero 5 Deborah Carangelo ha servito Ruzickova, il tiro in allontanamento a segno. E Cus Cagliari che si porta ora in zona d'attacco. Il tiro da 3 punti tentato da Cesta, sfortunato in questo caso il rimbalzo conquistato dalla numero 13, si tratta di Alessandra Formica e ora Deborah Carangelo. Fontenet dal palleggio, controllata da Arioli, si propone per il blocco Ruzickova, ora la palla in angolo per Formica, il tiro mancino sbagliato, sfortunata anche Formica, il punteggio è ancora di 0-0 qui al Palacus di Cagliari, un po' le polveri bagnate per i due attacchi. Quel fallo sul tiro da 3 punti di Samantha Pralis, che è giocatrice dalla vocazione offensiva piuttosto importante, il fallo sul tiro da 3 punti della giocatrice americana, dunque 3 tiri liberi per Samantha Pralis, playmaker classe 1990, nativa di Commack, New York. Università Ohio State per lei, che intanto è andata a segno con il primo libero, e poi tanta WNBA, scelta al numero 6 del draft dalle Phoenix Mercury, ha giocato poi con la maglia delle New York Liberty, Atlanta Dream e Los Angeles Sparks, andato a segno. Anche un altro tiro libero per Samantha Pralis, 2-0 Cus Cagliari qui al Palacus. Attacca l'Humana Reyer Venezia, la palla in punta per Formica,
Ora Carangelo ha servito ancora Formica che prova a prendere la linea di fondo, fermata fallosamente da Nikolina Milic, primo fallo di Milic, pivot bosniaco del KUS Cagliari. Si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo in favore dell'Umana Reyer che rimette con Deborah Carangelo, solito gioco di blocchi, riceve Fontenet, finta il tiro, prova a prendere il centro dell'area, il tiro in allontanamento è morbido però non va a segno, rimbalzo d'attacco conquistato da Carangelo che prova a riprendere poi la linea di fondo in angolo per Francesca Pani, il tiro da 3 punti è lungo, si lotta al rimbalzo, riesce solamente a toccare Cinzia Arioli, riparte la Reyer ancora con Carangelo. Ora Ruzickova prova a battere Milic dal palleggio, accenno di raddoppio da parte di Cesta, il tiro mandato per aria è sbagliato, può ripartire il contropiede del KUS Cagliari con Samantha Pralis contro Carangelo, prova a prendere il centro dell'area e lascia partire una parabola morbidissima che si spegne all'interno del canestro, mini break del KUS Cagliari, 4-0 qui al Palacus, ottimo inizio per le ragazze di coach Antonello Restivo che difendono a zona. L'attacco della Reyer ora con Formica ancora sfortunata con il tiro dalla media distanza, ha recuperato il rimbalzo Samantha Pralis che ora si porta in zona d'attacco, il tiro da 3 punti lasciato partire da la numero 9, si tratta di Cristina Benic. Carangelo ora riceve Fontenet accoppiata con Cinzia Arioli, prova a ricevere e lo fa in questo momento in post basso la numero 14, si trattava di Ruzickova, ora il tiro da 3 punti sbagliato, recupera palla il KUS Cagliari, ora Arioli dal palleggio, ferma il palleggio Arioli, riceve ora Cesta in punta, passaggio consegnato per Samantha Pralis, il pick and roll giocato con Cesta, riceve in questo momento Cesta accoppiata con Formica, altro passaggio consegnato per Pralis che questa volta non riesce però ad andare a segno. 4-0 sempre il punteggio qui al Palacus. Umana Reyer in attacco con Ruzickova ora in punta, il passaggio all'indirizzo di Fontenet ancora in punta, il passaggio ora sotto canestro a cercare Formica che però va a sfondare. Dunque fallo in attacco, 6 minuti e 43 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto qui al Palacus. Rimessa da fondo campo per il KUS Cagliari, riceve in questo momento Samantha Pralis che porta il pallone in zona offensiva. Ora Milic, passaggio consegnato ancora all'indirizzo di Samantha Pralis, si smarca e riceve ora in uscita dai blocchi Cinzia Arioli, lo scarico all'indirizzo di Cesta. Ma c'è il fallo proprio su Arioli e dunque altra rimessa in zona d'attacco per il KUS Cagliari. Umana Reyer in difficoltà, 3 minuti e mezzo, ancora nessun canestro per la formazione oro granata che ora difende. Rimessa in campo di cui va a incaricarsi Cristina Benic, riceve Samantha Pralis, prova a prendere il centro dell'area, Samantha Pralis manda per aria il tiro sbagliato, ma poi c'è il rimbalzo e il canestro da parte di Nikolina Milic che si fa sentire con i suoi 191 centimetri nel cuore dell'area, canestro con fallo per Nikolina Milic e grande inizio del KUS Cagliari, 6-0 con libero aggiuntivo per le ragazze di coach Antonello Restivo. Corre ai ripari invece coach Liberalotto che richiama in panchina la numero 13 Alessandra Formica, spedisce invece sul parquet Martina Sandri. Dunque primo cambio della partita, qualcosa da sistemare sotto le planche sicuramente per la Reyer. Libero convertito intanto per Milic, attacca ora la Reyer con Ruzickova, ora Fontenet, Pan prova il tiro da 3 punti, è lungo anche in questo caso, si lotta al rimbalzo, tocca Arioli ma perde banalmente il pallone il KUS Cagliari che provava a ripartire in contropiede, qui spazio per la tripla di Fontenet, ancora un errore, mani freddissime per la Reyer, qui la fuga in contropiede da parte di Cinzia Arioli, non c'è il fallo, riparte la Reyer, Fontenet dal palleggio, su di lei la difesa da parte di Cesta e poi va a segnare Francesca Pan con il fallo
possibile gioco da 3 punti ancora per la Reyer, che finalmente quasi a metà del primo quarto riesce a sbloccarsi con il canestro in penetrazione da parte di Francesca Pan, che è andato a tenere bene il contatto e ad appoggiare il canestro, il primo canestro della partita dal campo per l'Umana Reyer Venezia. Ora l'occasione per accorciare sul 7-3. Arriva anche il libero convertito da parte di Francesca Pan. Qui prova a ripartire il Cus Cagliari, altra palla persa con coach Antonello Restivo che si infuria. Partita difficilissima per il Cus Cagliari questo giro, abbiamo detto in fase di presentazione della partita. La formazione universitaria deve evitare il più possibile errori di questo tipo. Ora Fontenette avrebbe lo spazio per il tiro da 3 punti, preferisce dare a Carangelo che però sbaglia, tap out da parte di Milic e riparte Pralis, il tiro in corsa a segno, acrobazia di Samantha Pralis al limite forse dell'infrazione di passi, non è così secondo gli arbitri. Canestro per il Cus Cagliari che ora si porta sul più 6-9-3, 5 minuti e 10 secondi al termine del primo quarto, attacca la Reyer, ancora con Deborah Carangelo, la palla ora per Fontenette, vuole ricevere in post Ruzickova che lavora bene con il piede perno e appoggia il canestro che vale il 9-5. Qui è andata a prendere il centro dell'area, ricezione profondissima per Ruzickova con i suoi 192 centimetri a fare scintille nel pitturato assieme a Milic. Qui il tiro da 3 punti da parte di Arioli, la palla danza sul ferro e poi esce, conquistato il rimbalzo da parte dell'Umana Reyer che ora è nuovamente in zona offensiva con Deborah Carangelo, in punta c'è Fontenette, contro di lei Cinzia Arioli, si propone per il blocco Ruzickova, arriva ora Milic. Fontenette, il fallo su di lei da parte di Samantha Pralis, toccato il braccio della giocatrice lagunare. E time out in campo chiamato da coach Antonello Restivo, anche per noi una piccolissima pausa. Ancora in diretta dal Palacus di Cagliari, è terminato il time out chiamato da coach Antonello Restivo. Ottimo inizio da parte dell'Energit Cagliari, in vantaggio sul più 4, 9-5, un po' a sorpresa contro la Reyer Venezia che ha avuto fino ad ora le polveri abbastanza bagnate in zona offensiva. 4 minuti e 16 secondi al termine del primo quarto, solo 5 punti realizzati dall'Umana che ha attaccato molto bene nelle prime 2 partite, non a caso vinte con ampi margini di vantaggio. Qui circola bene la palla sul perimetro, Fontenette vuole andare dentro, bel tiro dopo la penetrazione, però non trova fortuna la giocatrice americana, attacca il Cus Cagliari ma è la stessa Fontenette con un ottimo recupero difensivo, riesce a tornare in possesso del pallone, costretta a fermarsi Francesca Pan, circola il pallone, ora Carangelo a cercare Ruzickova, nuovamente da Carangelo, ribatte il lato per Pan, circola molto velocemente il pallone nell'attacco veneziano. Ruzickova, scusate, qui cerca il tiro dalla media distanza e fa bene perché lo manda a segno con mano morbidissima e pian piano si riporta a contatto l'Umana Reyer che ora è sul -2, 9-7, attacca il Cus ancora con le mani sapienti di Samantha Pralis, arriva per il blocco Milic, Samantha Pralis in penetrazione, arresto e tiro vincente dopo il blocco di Milic. 11-7 e risponde allora il Cus. Fontenette per Carangelo, palla nuovamente fuori, difficoltà nella ricezione per Fontenette, ora Carangelo va a cercare ancora nel pitturato Ruzickova, il tiro è sbagliato, riparte il Cus Cagliari, ritmi piuttosto alti in questo avvio di partita, ancora Pralis a lavorare dal palleggio, qui il ribaltamento di lato molto ben eseguito, Cesta non ci pensa su 2 volte, manda per aria la tripla che però non trova la via del canestro, rimbalzo controllato in 2 tempi da Francesca Pan e poi Carangelo
a trovare Ruzickova, completamente persa dalla difesa del Cus Cagliari. Qui non un ottimo rientro difensivo per la formazione di coach Antonello Restivo, che non a caso ha già pronto un cambio con Maria Gombach pronta ad entrare. Qui un altro pallone banalmente perso dalla compagine universitaria, esce proprio Cristina Benic ed entra al suo posto Giulia Gombach. Cambi anche in casa Venezia, 2 ingressi in campo, si tratta della numero 10 Benedetta Bagnara e della numero 15 Caterina Dotto. Andremo a parlare anche di loro nel corso di questa telecronaca. Seguiamo intanto l'attacco della Reyer Venezia con il tiro da 3 punti tentato da Bagnara e mandato subito a segno, gran tripla di Benedetta Bagnara. Qui la pressione subito su Samantha Pralis, allunga la difesa Venezia che vuole scuotersi dopo questo inizio un po' difficile, probabilmente sorpresa dall'inizio aggressivo del Cus Cagliari. La compagine di coach Liberalotto, sorpasso Reyer che ora avanti sul 12-2, attacca il Cus, la palla nelle mani di Cinzia Arioli. Ora Cesta si propone in uscita dal blocco, Arioli prova a fare tutto da sola, la difesa di Fontenet è troppo fisica secondo gli arbitri e arriva dunque il fallo personale. Altro cambio per coach Liberalotto che spedisce sul parquet Francesca Melchiori, richiamata in panchina Fontenet. Vuole preservarla da problemi di falli il suo tecnico. Questo era il 5º fallo di squadra da parte dell'Umana Reyer. Dunque Cus Cagliari che va in lunetta con il suo capitano Cinzia Arioli a segno con il primo libero che riporta la situazione in parità, 12-12 qui al Palacus in diretta per Lega Basket femminile. Cus Energit Cagliari, Umana Reyer Venezia, terza giornata del campionato di Serie A1 femminile. Anche il secondo libero in precedenza a segno per Cinzia Arioli. Qui è arrivato l'errore con il tiro da 3 punti da parte di Benedetta Bagnara, ma controllato il rimbalzo d'attacco ancora da parte della Reyer, che è canestro facile in penetrazione da parte di Martina Sandri. Nuovo controsorpasso ora per la Reyer, avanti sul 14-13. Qui prova a strappare il pallone Pralis, non ci riesce, arriva il recupero della Reyer. Ora il possesso gestito da Caterina Dotto, dal palleggio, chiamato lo schema, chiamata vicino a sé Martina Sandri, il blocco e poi il passaggio consegnato all'indirizzo di Melchiori. Circola la palla che ora va dentro per Ruzickova, ancora ad attaccare Milic dal palleggio. Ruzickova fuori per Bagnara, ora il tiro da 2 punti per Sandri, ancora glaciale a segno, più 3 Umana Reyer, 16-13, ed è anche il massimo vantaggio per la compagine lagunare. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo quarto con il Cus Cagliari in attacco. Ora la ricezione da parte di Gombach, si fa a largo contro la pressione di Bagnara. La palla ora in punta ancora da Pralis, fronteggiata da Dotto, si propone Milic per il blocco, sceglie l'opzione del tiro dalla media distanza. Pralis lotta con grande vigore a rimbalzo Milic e va a subire il fallo, se non abbiamo visto male. Fallo di Benedetta Bagnara e dunque 2 tiri per il Cus Cagliari. Esce intanto Ruzickova e fa il suo ingresso sul parquet, o meglio il suo ritorno. In maglia numero 13 c'è Alessandra Formica, che era partita nello starting 5 di coach Liberalotto. Fallo su Gombach, il primo libero a segno per lei. 14-16, meno 2 Cus Cagliari, 29 secondi al termine del primo quarto, 2 su 2 per Gombach. Attacca ora la Reyer, che non potrà andare fino in fondo con questo possesso. In punta c'è Sandri che ora va a bloccare all'indirizzo di Melchiori. La palla nuovamente in direzione di Bagnara, prova a prendere posizione Formica, il suo lavoro dal palleggio contro Milic, spinge secondo gli arbitri la giocatrice bosniaca del Cus Cagliari. Non c'è ancora il bonus per l'Umana Reyer, che dunque dovrà rimettere dal fondo. Cambio anche per coach Antonello Restivo, richiamata in panchina Nicolina Milic. Al suo posto c'è invece con la maglia numero 9 torna Cristina Benic. Tutto pronto per la rimessa da fondo campo per l'Umana Reyer. Il
gioco di blocchi a smarcare Bagnara, ora Formica in punta, il passaggio consegnato, riceve Caterina Dotto, affrontata da Pralis, il bel crossover di Dotto che poi prende il tiro dalla media distanza, lo sbaglia 2 secondi, ora 1 per Cesta che decide di non mandare per aria la preghiera, e allora finisce qui il primo quarto al Palacus dopo i primi 10 minuti di questa sfida. L'Umana Reyer Venezia avanti sul KUS Energit Cagliari col punteggio di 16-15. Altra piccola pausa per noi, tra poco torneremo in diretta pronti a raccontarvi il secondo quarto. Primo mini intervallo in archivio, dunque tornano le squadre qui al Palacus di Cagliari, 16-15 il punteggio in favore dell'Umana Reyer, partita forse anche più combattuta di quanto non ci si sarebbe potuto aspettare probabilmente alla vigilia, merito dell'ottimo approccio alla gara da parte della compagine universitaria. Abbiamo intanto anche le statistiche relative al primo quarto, leader offensivo, non è una sorpresa per il KUS Cagliari, Samantha Pralis a segno con 8 punti, 3 per Nicolina Milic, 2 per Cinzia Arioli e 2 anche per Giulia Gombach, arrivati entrambi dalla lunetta. Per l'Umana Reyer invece 6 punti per Marie Ruzickova, 4 per Martina Sandri, 3 per Benedetta Bagnara e 3 anche per Francesca Pan. È iniziato intanto il secondo quarto con il possesso nelle mani dell'Umana Reyer Venezia. A lavorare dal palleggio c'è la numero 4 Melchiori che manda per aria un tiro appoggiato al vetro che però non trova fortuna. Ha recuperato il rimbalzo il KUS Cagliari che ora si porta in zona d'attacco, il pallone gestito dal capitano Cinzia Arioli. Esce dai blocchi Alejandra Cesta, si propone Benic, non viene servita, qui c'è l'ottimo anticipo da parte di Caterina Dotto che prova ad andare fino in fondo, attacca il ferro, non riesce a realizzare ma arriva il fallo da parte di Samantha Pralis, dovrebbe essere il secondo fallo da parte della giocatrice newyorkese ed è proprio così. 2 tiri liberi dunque per Caterina Dotto, giocatrice tra le giocatrici meglio di punta dell'Umana Reyer. Nuovo arrivo, è arrivata in sostituzione della gemella Francesca che invece è passata a Lucca, ha esordito in nazionale già a Rimini nel 2014 realizzando 2 punti, giocatrice assolutamente importante a cui l'Umana Reyer si affida nel corso di questo campionato per provare a scalzare quello che è un po' il dominio di Ragusa e Schio nel mondo del basket femminile. Vuole migliorare la semifinale playoff ottenuta lo scorso anno, la compagine lagunare che ora è in vantaggio qui al Palacus col punteggio di 17-15. Qui Pralis prova a prendersi un'altra tripla, questa volta però non trova nemmeno il ferro, palla che si spegne direttamente sul fondo. 9 minuti e 9 secondi prima dell'intervallo lungo, attacca l'Umana Reyer Venezia che ha preso il controllo di questa partita, o meglio la testa di questa partita per la prima volta da qualche minuto dopo aver patito delle difficoltà all'inizio. Qui Formica a lavorare dal piede perno, scivola il perno della giocatrice in maglia numero 13, arriva l'infrazione di passi chiamata dagli arbitri. Recupero dunque per il KUS Cagliari che dovrà anche in questa circostanza divincolarsi contro la difesa allungata da parte della compagine lagunare. Qui va a difendere Caterina Dotto su Samantha Pralis, chiamato lo schema da parte della giocatrice americana, riceve Cesta, prova a smarcarsi Arioli, tentato anche il taglio backdoor, ottima però su di lei la difesa, allora Cesta deve inventarsi qualcosa e tira fuori il coniglio dal cilindro, la giocatrice italo-argentina. 2 punti importanti che consentono al KUS Cagliari di riportarsi in parità, quota 17. Ora la ricezione di Melchiori, il passaggio consegnato per Bagnara accoppiata con Benic, arriva il blocco per Bagnara che poi torna fuori da Formica. Bella partenza da parte di Formica che però non riesce a concludere, recuperato il rimbalzo dopo qualche patema dal KUS che ora attacca nuovamente con il capitano Cinzia Arioli che chiama lo schema. Qui sportellate tra Bagnara e Pralis, arriva il fallo da parte di Benedetta Bagnara e altro cambio per coach Antonello Restivo, richiamata in panchina Giulia Gombach, in campo c'è con il numero 15 Delia Gagliano, giocatrice
scuola Mercede Alghero, importantissima scuola cestistica al femminile in Sardegna. L'anno scorso protagonista nel campionato di Serie A2 femminile proprio con la compagine catalana. Qui cesta, il tiro da 3 punti è lungo, qualche problema a rimbalzo per Melchiori che poi riesce con un numero a recuperare il pallone. Dotto non capitalizza il contropiede, 2 contro 1 perché le ostruisce la via del canestro alle Andrea Cesta. Rimane però in zona d'attacco Lumana Reyer. Qui intanto un altro cambio con Cinzia Arioli che esce, lascia il posto a Nicolina Milic, che dunque torna in campo con i suoi centimetri. Cambio anche per la Reyer, torna in panchina Martina Sandri, al suo posto Ruzickova, e dunque si riproporrà nuovamente il tema dei primi 10 minuti, ovvero il duello tra Milic e Ruzickova nel pitturato. Attacca il Cuscagliari con Samantha Pralis dal palleggio contro Ruzickova, arresto e tiro in faccia alla giocatrice avversaria. 2 punti per Samantha Pralis, 19-17, ancora Cuscagliari avanti. Ora Dotto dal palleggio prova a cercare spazio nel cuore dell'area del Cus, la tripla mandata per aria è sbagliata da parte di Melchiori. È già ripartito il Cus con Samantha Pralis, ricezione sulla corsa per Milic che va a segno, canestro non semplice per la giocatrice del Cuscagliari. Infatti insomma sappiamo che la ricezione in corsa per un lungo è sempre difficoltosa, ma qui è andata a coordinarsi con maestria Nicolina Milic. Altri 2 punti e coach Liberalotto è costretto a chiamare timeout perché il Cuscagliari prova ad andare via sul 21-17 quando mancano 6 minuti e 53 secondi all'intervallo lungo. È terminato il timeout chiamato da coach Andrea Liberalotto, 21-17 il punteggio in favore del Cuscagliari. Qua sorpresa avanti qui al Palacus, terza giornata del campionato di Serie A1 femminile in diretta su legabasketfemminile.it. Ha bisogno di scuotersi Lumana Reyer, che va a caccia del terzo successo consecutivo in questo avvio di stagione senza una giocatrice importante, uno dei nuovi arrivi in casa lagunare, ovvero quella Karima Christmas, su cui la formazione veneziana punta molto nel corso di questa stagione. Data a marcare visita nelle prime 2 partite ed è assente anche qui a Cagliari per il prolungarsi della stagione della WNBA, dove è stata impegnata con la formazione delle Tulsa Shocks. Qui è arrivata un'altra palla persa intanto da parte della Reyer e altro cambio, torna in campo Deborah Carangelo in maglia numero 5, mentre il Cuscagliari si riporta in zona d'attacco. Samantha Pralis a servire Benic. La ricezione di Benic, la palla ancora per Pralis che usufruisce del blocco di Milic. Qui c'è il fischio arbitrale, il fallo è proprio su Nicolina Milic, se non abbiamo visto male. È Cuscagliari che potrà rimettere ancora in zona d'attacco, mentre è pronta a tornare sul parquet dopo il mini riposo Cinzia Arioli. Esce Delia Gagliano, protagonista di questa piccola parentesi nel corso del secondo quarto. Qui Pralis non si fa pregare e prova un'altra conclusione da 3 punti, stavolta è lunga, bel rimbalzo d'attacco però di Ceste. Allora conserva il possesso il Cuscagliari, il blocco di Milic all'indirizzo di Arioli. Ora Pralis prova a cercare la ricezione profonda da parte di Milic, passaggio sporcato e riparte Lumana Reyer che nel frattempo ha registrato il ritorno in campo di Fontenet. Qui a segno con il tiro da 3 punti Ashley Fontenet a riportare a contatto Lumana Reyer. 21-20 in favore di chi attacca ed è l'Energit Cuscagliari. Qui con Benic, il passaggio ancora per Pralis, il blocco di Milic, trova il corridoio centrale Samantha Pralis che poi serve con un altro grande assist Nicolina Milic. Altro canestro e ancora altro attacco davvero magistrale da parte del Cuscagliari che sta giocando una gran partita. Ora Carangelo fuori da parte
dalle parti di Pan, il tiro da 3 stavolta è sbagliato. Il contropiede del Cus Cagliari con Samantha Pralis contro 2 avversari e sceglie l'arresto e tiro dalla media distanza, tiro che non trova nemmeno il ferro. E altro cambio, continua la staffetta tra le lunghe in casa Reyer Venezia, esce con il numero 13 Formica e torna in campo con il numero 11 Martina Sandri. Reyer in attacco con Deborah Carangelo, la ricezione da parte di Fontenet che riceve nuovamente il palleggio e poi il passaggio in direzione di Carangelo, manovra ancora sul perimetro la Reyer che deve affrettarsi però a trovare una conclusione qui, arresto e tiro dalla media per Carangelo che sbaglia, qui recupera un pallone sporco però molto brava Francesca Pan a convertire il layup. 23-22, prosegue questo elastico Reyer sul -1 quando siamo entrati nella seconda parte di questo secondo quarto qui al Palacus di Cagliari. Arioli ha servito cesta, prova a smarcarsi Benic che riceve molto bene ma non riesce a realizzare, si lamenta anche la giocatrice croata che voleva un fallo, qui Arioli cerca palla, trova però la mano dell'avversaria, sanzionata dal fischio della signora Daniela Bellamio di Latina, fallo da parte di Cinzia Arioli e cambio con l'esordio in A1 per Claudia Canalis che prende il posto di Samantha Pralis che va a respirare un pochino dopo questo inizio a ritmi vertiginosi per lei. Ovviamente è già abbondantemente leader statistico del Cus Cagliari in questa partita, qui Canalis a difendere contro Fontenet, attacca la Reyer, stavolta con la numero 11 Martina Sandri che aveva provato a prendere la linea di fondo, calpesta però la linea, sfortunata in questo caso la giocatrice della Reyer, palla persa. Nuova occasione d'attacco per il Cus Cagliari che si affida a Cinzia Arioli, ora cesta, la ricezione. Si propone e riceve Benic, prova la partenza Benic, le strappa però via il pallone Francesca Pan, bel recupero qui da parte della giocatrice della Reyer. Ora Deborah Carangelo, il fallo piuttosto evidente da parte di Cristina Benic a fermare l'azione della avversaria. Terzo fallo di squadra da parte del Cus Cagliari, è rimessa in zona d'attacco per la Reyer con Deborah Carangelo che è già pronta nella zona delle operazioni. Pan fuori, Fontenet finta il tiro da 3 punti, prova la partenza contro Canalis, partenza bruciante da parte di Fontenet, difficile tenere il suo primo passo per Canalis che va a spendere il fallo. Canalis che abbiamo visto protagonista nel campionato di A2 nelle scorse stagioni con le maglie di San Salvatore Selagius e Astro Cagliari, qui ancora va a difendere su Fontenet che ribalta molto bene il lato per la tripla di Pan, la palla che non trova nemmeno il ferro, un airball per Francesca Pan, ha già recuperato il Cus Cagliari che ora va in attacco con Cinzia Arioli, qui lo scarico per Milic a segno, grande azione ancora di Cinzia Arioli che ha fintato il tiro, ha battuto la sua diretta avversaria, avrebbe anche potuto andare direttamente a canestro con la mano sinistra, ha preferito però lo scarico per Nicolina Milic a segno con il tiro morbidissimo dalla media distanza, qui attacca Fontenet, trova lungo la linea di fondo Sandri, l'errore di Sandri ma c'è il bel rimbalzo di Ruzickova, ma Canalis le strappa via il pallone e altro recupero Cus Cagliari, si infiamma il pubblico del Palacus mentre attacca Cinzia Arioli, usufruisce dei blocchi da parte di Aleandra Cesta, trova il varco Cinzia Arioli che va dentro e guadagna un altro ottimo fallo. Ancora Cus Cagliari a convincere tutti e a sorprendere soprattutto, mentre arriva un altro cambio per l'Umana Reyer, torna in campo Benedetta Bagnara, esce Francesca Pan, cambio anche per coach Antonello Restivo, c'è nuovamente Giulia Gombach ed è uscita invece con il numero 9 Cristina Benic, viaggio in lunetta per Cinzia Arioli.
quinta stagione consecutiva al Cus Cagliari, per lei settima in totale assegno col primo libero che vale il +4 Cus, 26-22, 2 minuti 44 secondi prima dell'intervallo lungo, 27-22 ora, 2 su 2 per Cinzia Arioli, +5 Cus Cagliari. In difficoltà ancora la Reyer che si era riportata in avanti salvo subire il controsorpasso del Cus. Qui Carangelo prende il centro dell'area ma sbaglia la conclusione in corsa, rimbalzo controllato dal Cus, ancora Arioli dal palleggio, il blocco di Milic, si arresta Arioli, si propone per la ricezione profonda ma viene ignorata Milic, ancora Arioli dal palleggio, prova a sfruttare il mismatch contro Ruzickova, il tiro in corsa difficile, è sbagliato, rimbalzo controllato da Fontenet a tutta velocità, ancora Fontenet, la tripla qui da distanza siderale per Carangelo, dimenticata però al rimbalzo e non può esimersi dal convertire il layup. Martina Sandri, ossigeno per la Reyer che si riporta sul -3, 27-24 qui al Palacus, mentre si sbarca fuori dai blocchi Giulia Gombach. Ora riceve Claudia Canalis, la palla in posta, a lavorare con il fisico Nicolina Milic, prova ad appoggiarsi al tabellone però sbaglia, si lotta a rimbalzo. L'ultimo tocco è stato da parte di una giocatrice del Cus e dunque rimessa per la Reyer, mentre esce Claudia Canalis e torna in campo Samantha Pralis, scusate, applausi meritatissimi per Canalis, con personalità a gestire gli ultimi minuti in regia per il Cus Cagliari, con ovviamente la collaborazione di Cinzia Arioli, importante anche la sua difesa su Fontenet. Qui la tripla sbagliata dalla giocatrice americana. Andremo a vedere poi dopo l'intervallo quelle che saranno le percentuali della Reyer, che ha avuto fino ad ora a dir poco le polveri bagnate. Qui arriva la palla persa da parte di Samantha Pralis, che non è, per usare un eufemismo, d'accordo con la decisione arbitrale, proteste senza però avvicinarsi al limite pericolosissimo ovviamente del fallo tecnico. Torna in avanti la Reyer con Carangelo, ancora il lavoro dal palleggio per Carangelo, Fontenetti in angolo, va da Bagnara, la penetrazione di Bagnara che va fuori ancora dalla numero 11 Martina Sandri, il suo errore, la fuga in contropiede da parte di Arioli, fa spendere il fallo Martina Sandri, a tutta velocità si è proiettata in avanti Cinzia Arioli, servita puntualmente e andrà in lunetta per 2 liberi Cinzia Arioli. Intanto prosegue la girandola dei cambi per coach Antonello Restivo, esce Nicolina Milic, un po' di respiro per lei, torna in campo Cristina Benic, discute con gli arbitri coach Liberalotto, colloquio che prosegue anche a distanza mentre Cinzia Arioli è già pronta in lunetta. Play guardia, classe 1984, 1,78 m per lei, grande esperienza. Può vantare anche 2 presenze in azzurro. Cinzia Arioli che segna ancora dalla lunetta e sono punti importanti questi per il Cus Cagliari. A sorprendere tutti quest'oggi al Palacus, si aspettava un dominio totale oro-granata qui in via Esmirrionis. E invece il Cus Cagliari con grande orgoglio ma anche con grande organizzazione sia difensiva che offensiva sta rendendo la vita molto difficile all'Umana Reyer. Ora in avanti con Carangelo, Ruzickova accoppiata con Gombach, si torna fuori da Carangelo, ora Fontenet, ricezione profonda per Ruzickova, il giro e tiro molto ben eseguito ma sfortunato anche in questo caso, rimbalzo controllato dal Cus Cagliari, 18 secondi, non potrà anzi andare fino in fondo, c'è una discrepanza di circa 3 secondi tra il cronometro della partita e il cronometro dei 24. Qui la penetrazione di Samantha Pralis innescata coi tempi giusti, altro canestro, 31-24, qui 2 secondi per l'attacco della Reyer, la preghiera di Carangelo che non va a segno. E allora dopo 20 minuti sorpresa qui al Palacus di Cagliari, Cus Energyt Cagliari avanti per 31-24 sull'Umana Reyer Venezia. Piccola pausa per noi che torneremo in diretta tra 15 minuti, pronti a raccontarvi il
terzo quarto di Cus Cagliari, Reyer Venezia. Dopo i primi 20 minuti al Palacus di Cagliari, il Cus Energyt Cagliari è avanti sull'Umana Reyer Venezia con il punteggio di 31-24. Siamo in grado anche di fornirvi le statistiche relative ai primi due quarti per il Cus Cagliari. Samantha Pralis con 12 punti, 9 per Nicolina Milic, 6 invece per Cinzia Arioli, 2 a testa per Aleandra Cesta e Giulia Gombach. Dall'altra parte invece per l'Umana Reyer, polveri bagnate, lo abbiamo detto e ripetuto qui. Intanto seguiamo il bel taglio backdoor di Arioli che va subito ad aprire come meglio non si potrebbe questo secondo tempo. Dicevamo polveri bagnate in casa Umana Reyer, 6 punti a testa per Sandri e Ruzickova, per il resto 5 punti di Carangelo, ma vanno sottolineate le percentuali dal campo piuttosto deficitarie per la formazione lagunare. Scusate, 8 su 26 da 2 punti, 31%, 2 su 13 da 3 punti, 15%, e ben 7 palle perse per la formazione di coach Liberalotto, che ora prova a recuperare un pallone. Andremo, dopo questo tiro di Aleandra Cesta, a riepilogare i quintetti. A segno Cesta con il tiro dalla media distanza. È arrivato anche un fischio arbitrale per un fallo a rimbalzo, fallo probabilmente di Nicolina Milic. Dicevamo, siamo in debito dei quintetti che hanno iniziato questo terzo quarto. Umana Reyer in campo con Bagnara, Dotto, Fontenet, Ruzickova e Sandri. Per il Cus Cagliari Benic, la numero 19 Cesta, la numero 13 Milic, la numero 14 capitano Cinzia Arioli e la numero 21 Samantha Pralis. Altro fischio arbitrale a punire la difesa del Cus Cagliari. Rimessa in attacco per l'Umana Reyer, Caterina Dotto pronta nella zona delle operazioni, si smarca Fontenet che non riceve, riceve invece Ruzickova che ora consegna il pallone all'indirizzo di Fontenet. Arresto e tiro lungo, rimbalzo di Benic che deve resistere alla pressione di Sandri. L'ultimo tocco è stato proprio di Benic e si riprenderà dunque con una rimessa in gioco per l'Umana Reyer Venezia, ancora in zona d'attacco. 8 minuti e 39 secondi al termine del terzo quarto, 35-27 il punteggio in favore del Energyt Cagliari. Rimessa dal fondo di cui si incarica Caterina Dotto, esce dai blocchi Bagnara che riceve in questo istante, in punta c'è Ruzickova. Si propone Fontenet, non riceve, riceve nuovamente invece Dotto dopo il passaggio consegnato. Mismatch con Cristina Benic, la batte facilmente dal palleggio ma sbaglia ancora Caterina Dotto che però recupera il rimbalzo, prende la linea di fondo, palla fuori intercettata da Pralis e riparte il Cus Cagliari. Pralis, provato a correre in un primo momento, decide poi di rallentare e di andare con calma in zona offensiva. Nicolina Milic in punta, osserva il piazzamento delle compagne, la partenza bruciante di Pralis e il fallo speso da Dotto. Vedremo quale sarà la paletta alzata dagli ufficiali di gara. Primo fallo personale da parte di Caterina Dotto. Rimessa per il Cus Cagliari, ancora avanti qui al Palacus. Samantha Pralis usufruisce del blocco di Cesta, va dentro Pralis, voleva un fallo che però non arriva. Qui qualche problema per Bagnara che però conserva il possesso del pallone. Ora Ruzickova, la palla per Dotto, si propone per il blocco Ruzickova, contro di lei Nicolina Milic, la palla dentro per Ruzickova che andava a prendere un'altra ricezione profonda nel cuore dell'area. Stavolta però arriva il fischio arbitrale a punirla per un'infrazione di 3 secondi. 3 secondi dunque, palla persa da parte dell'Umana Reyer che non sembra, almeno fino a questo momento, aver cambiato registro in zona offensiva. Qui il passaggio consegnato all'indirizzo di Cinzia Arioli, si smarca e riceve Samantha Pralis contro Martina Sandri, la batte con una grande hesitation dal palleggio, davvero un trattato di tecnica e di ball handling. Samantha Pralis da Ohio State University, giocatrice
davvero mirabile. Qui attacca l'Umana Reyer con Dotto, il piazzato dalla media, stavolta scivola all'interno del canestro e punti dunque per la Reyer, quinto punto di questo terzo quarto per la formazione di coach Liberalotto, che ha bisogno di una scossa ora sul -6 e qui arriva il fallo di Caterina Dotto sul palleggio di Samantha Pralis, va a rimproverarla il suo tecnico, mentre è già pronta a eseguire la rimessa Cristina Benic. Discutono gli arbitri con gli ufficiali di campo, ora sembra tutto pronto per la ripresa del gioco. Cristina Benic all'indirizzo di Samantha Pralis, fronteggiata da Caterina Dotto, si schiera l'attacco del CUS Cagliari con Aleandra Cesta che riceve consegno nuovamente all'indirizzo di Samantha Pralis, arriva il blocco di Nicolina Milic, blocco in movimento secondo gli arbitri e palla persa ora dal CUS. Fase di gioco abbastanza spezzettata ora, con palle perse da una parte e dall'altra. Torna in campo intanto Giulia Gombach, esce Nicolina Milic. Piccolissima pausa della partita. Applausi sia per Nicolina Milic che per Giulia Gombach, atleta triestina, lo scorso anno sempre in A1 con la maglia della Triestina, prima stagione al CUS Cagliari per lei. Ora Dotto si propone ma non riceve Sandri, sale Ruzickova per il blocco, ancora Dotto dal palleggio, mano sinistra, prova ad andare dentro a costruirsi un altro tiro dalla media distanza, arriva però il fallo che permetterà all'Umana Reyer di riportarsi in zona d'attacco con una rimessa laterale. Intanto, se non andiamo errati, il fallo dovrebbe essere stato commesso da Samantha Pralis, probabilmente il terzo da parte della giocatrice americana. Andremo a vedere quanto prima le statistiche, scusate, per avere conferma di questo dato. Qui intanto bel canestro da parte di Ruzickova, far valere i suoi centimetri, la sua prestanza fisica nel pitturato. 6 minuti 10 secondi qui al Palacus, ancora da giocare nel corso del terzo quarto. Ovviamente 35-31, prova a riavvicinarsi l'Umana Reyer, qui la tripla mandata per aria da Cesta, ma lavora molto bene al rimbalzo Cristina Benic, finisce a terra la giocatrice croata assieme ad Ashley Fontenet. Palla contesa chiamata dagli arbitri, l'Umana Reyer conserva il pallone. C'è da asciugare il parquet, piccola pausa della partita allora, che ci consente anche di fare il punto in caso Umana Reyer, che abbiamo detto arriva qui senza una delle sue giocatrici di punta come Karima Christmas, che ha disputato l'ultima stagione WNBA con la maglia delle Tulsa Shock, e Venezia, che sarà protagonista anche in Europa. Infatti, dopo la cavalcata trionfale nell'Adriatic League, parteciperà nel corso di questa stagione all'Eurocup, unica squadra italiana presente in questa manifestazione assieme a Napoli. Umana Venezia che è stata inserita nel raggruppamento E assieme alle francesi del Nantes, alle ungheresi del Pink Pexi 424 e alle tedesche del Wasserburg. Intanto è arrivato il canestro proprio da parte dell'Umana, che si riporta sul -2. Dicevamo dell'Umana impegnata in Eurocup, prima partita in programma proprio a Nantes il prossimo 28 ottobre. Dunque un grande in bocca al lupo anche alla compagine di coach Andrea Liberalotto, che andrà a rappresentare l'Italia in Europa. Qui l'attacco da parte di Cristina Benic, fuori da Gombach, il tiro da 3 punti, sfortunata qui Giulia Gombach. Intanto va a spendere il fallo sul contropiede di Fontenet Cinzia Arioli. 5 minuti e 11 secondi al termine del terzo quarto, 35-33, +2 CUS Energyt Cagliari. Fallo di Cinzia Arioli, quinto di squadra, e dunque in lunetta Ashley Fontenet, play guardia, classe 89, nativa di Austin, Texas. Proprio nel Texas ha brillato a livello universitario, stabilendo il record di assist nella sua università
Pensate, 128 assistenze smazzate nel corso della sua esperienza, sbarcati in Italia, prima Umbertide e poi lo scorso anno a Napoli. Knight di 36 punti contro Lucca, giocatrice assolutamente importante, che ha fatto in precedenza 2 su 2 dalla lunetta, che ha permesso 2 punti a cronometro fermo che hanno permesso alla Umana Reyer di impattare a quota 35. Piccola pausa in partita perché c'è il time out chiamato da coach Antonello Restivo. Si torna in campo qui al Palacus, 4 minuti e 52 secondi prima del termine del terzo quarto, situazione in perfetta parità, 35-35, questa terza giornata del campionato di Serie A1 femminile di basket in campo Cus Energit Cagliari e Umana Reyer Venezia. Rimessa in zona d'attacco per il Cus Cagliari con Samantha Pralis pronta a eseguire la rimessa, tutte schierate le giocatrici in maglia bianca. Dopo la rimessa, la ricezione di Cinzia Arioli, che ha beneficiato del blocco di Gombach, prova a trovare un tiro rapido perché stava scadendo il cronometro dei 24 secondi. Cinzia Arioli non è riuscita però ad andare al tiro in tempo utile. Il Cus Cagliari, palla persa e torna in attacco per il sorpasso l'Umana Reyer. Il pallone nelle mani di Caterina Dotto, riceve ora Bagnara. Dall'altra parte si smarca e si fa vedere Fontenet, ora nuovamente in punta da Rusicova. Rusicova palleggia e porge il pallone in direzione di Fontenet, deve affrettarsi perché mancano 3 secondi. L'Umana Reyer che ha tentato un tiro sbagliato, rimbalzo conquistato dal Cus. Ora prova a rimettere la testa avanti, ancora con Samantha Pralis, palla fuori per cesta. Si fa vedere Gombach che però non riceve, ancora Pralis ad attaccare dal palleggio, ancora 10 secondi per l'attacco del Cus Cagliari, va a guadagnarsi un buon fallo Samantha Pralis. Dunque Cus Cagliari ancora in attacco, rimessa dal lato, secondo fallo di squadra per l'Umana Reyer, mentre è pronta a tornare in campo Deborah Carangelo, esce Caterina Dotto. Rimessa dal lato, è pronta Cristina Benic a eseguire la rimessa. Altro cambio intanto dobbiamo registrare in caso Umana Reyer, esce Martina Sandri ed entra con la maglia numero 13 Alessandra Formica. Tutto pronto per la ripresa del gioco, poco più di 4 minuti da giocare nel corso del terzo quarto qui al Palacus. Samantha Pralis a lavorare dal palleggio, il blocco di Giulia Gombach, ancora Pralis, la palla nelle sue mani, 5 secondi per il tiro dalla lunga distanza, sbagliato, rimbalzo da parte di Ruzicova dopo un tagliafuori granitico, qui persa Fontenetti in reverse, ma arriva l'inchiodata terrificante da parte di Cesta. E si riporta in attacco il Cus Cagliari, Arioli fuori da Pralis, palla in mezzo alle gambe per Pralis, ancora il passaggio consegnato al suo indirizzo, ancora Pralis contro Ruzicova, riceve ora Cesta. Il Cus un po' in difficoltà in questo frangente, deve trovare un tiro, Gombach lo manda a segno dall'angolo, Giulia Gombach con il contatto che però non viene ravvisato da parte degli arbitri. Torna avanti il Cus Cagliari, 3-7, 3-5 in favore di chi difende, la palla in punta per Formica, ora Bagnara, fronteggiata da Arioli, Carangelo dal palleggio per Fontenet, arriva a sporcare la linea di passaggio Cristina Benic, segnali importanti anche dal punto difensivo, dal punto di vista difensivo, scusate, per il Cus Cagliari, ora incoraggiato a gran voce dal proprio pubblico che entra in partita. Deborah Carangelo a eseguire la rimessa, riceve Rusicova, cerca il pallone Cesta, non riesce, scusate, però nel recupero qui ha provato ad andare dentro Deborah Carangelo con il tiro in sottomano, è scaduto però il cronometro dei 24 secondi e dunque altra ottima difesa per il Cus Cagliari. Allunga la difesa coach Andrea Liberalotto, la rimessa eseguita all'indirizzo di Giulia Gombach che porta il pallone in zona offensiva e poi ferma il palleggio, porge
la sfera all'indirizzo di Samantha Pralis, accoppiata con Carangelo, ancora dal palleggio Samantha Pralis, arriva a cesta per il blocco, il pick and roll tra le due, il tiro dalla lunga distanza da parte di Pralis che sta un po' sporcando le sue percentuali in questa fase della partita. Deborah Carangelo riceve, si propone in post, Ruzickova a lavorare contro Cesta, le lascia lo spazio Cesta e commette un errore perché Ruzickova trova lo spazio per girarsi a mandare a segno un semigancio davvero bello dal punto di vista stilistico che permette all'Umana Reyer di trovare nuovamente la parità a quota 37 quando mancano 2 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto qui al Paracus. Pralis ha servito Cinzia Arioli, arriva per il blocco Nicolina Milic, deve affrettarsi perché mancano 2 secondi allo scadere del cronometro dei 24. Cinzia Arioli ha mandato per aria una sorta di preghiera che però non ha trovato fortuna. Buon per l'Umana Reyer che si è riportata in attacco con Bagnara, si sbraccia e riceve ora Alessandra Formica, il taglio di Fontenet non è servito, si va in punta da Ruzickova, il suo tiro è lungo, Tonnara a rimbalzo vince la lotta di fisico sotto i tabelloni. Alessandra Formica che trova 2 punti importanti contro sorpasso dell'Umana Reyer, 39-37, qui Cesta da 3 lungo, rimbalzo controllato da parte di Carangelo, sarebbe stato un canestro importantissimo per il Cus, in precedenza prova la conclusione dalla lunga distanza Bagnara e va a segno, canestro fondamentale per l'Umana Reyer che ora è protagonista di un mini parziale di 5-0 che la porta avanti sul 42-37, ultimo minuto di questo terzo quarto. Samantha Pralis prova il tiro alzando la parabola che non va però a segno. 52 secondi al termine del terzo quarto, momento di difficoltà ora per il Cus, sembra invece aver trovato il bandolo della matassa la Reyer che ora attacca ancora con Ruzickova, la finta e la partenza da parte di Carangelo che aveva fatto saltare molto bene Cinzia Arioli con la finta. Fallo da parte di Arioli, cambio in casa Umana Reyer, doppio cambio anzi, mentre era il terzo fallo questo da parte di Cinzia Arioli. Dicevamo escono Fontenet e Bagnara, tornano in campo Pan e Melchiori per l'Umana Reyer, mentre è pronta in lunetta Deborah Carangelo. 2 liberi per lei, playmaker classe 1993, campana, nativa di Maddaloni in provincia di Caserta, quarta stagione all'Umana Venezia, 8,5 punti di media nelle prime 2 partite, qui è andata a segno con un 2-2 dalla lunetta, 44-37, continua il momento di difficoltà per il Cus Cagliari che ora prova a scuotersi, ancora con Samantha Pralis, prova a ricevere Cinzia Arioli, la palla in punta per Cesta, il tiro da 3 da parte di Benic è lungo, rimbalzo conquistato da Deborah Carangelo e Gombach che va a spendere il fallo, forse un po' ingenuo direttamente sul rimbalzo, fallo di Giulia Gombach, è il suo primo fallo di questa partita che manda in lunetta proprio Deborah Carangelo, dunque torna sulla linea della carità a distanza di pochi istanti dal suo 2-2 precedente. 44-37 qui al Palacus, 24 secondi al termine del terzo quarto, primo assegno per Carangelo, 2-2 e allora prova a prendere il largo l'Umana Reyer che ora va ancora ad allungare la difesa su Samantha Pralis, riesce a venirne fuori la giocatrice americana che ora prova a portare un po' di ordine nell'attacco del Cus, la pressione di Pan, chiama vicino a sé Gombach, il tiro da 3 forzato ma va dentro Samantha Pralis, giocata di talento puro dopo che il Cus non era riuscito a costruire un granché in attacco. Qui abbiamo assistito davvero a un miracolo, canestro dalla lunghissima distanza per l'Umana Reyer che pesca il jolly proprio allo scadere del terzo quarto, canestro buono e più un 9 per l'Umana Reyer, 49-40 al termine del terzo quarto, piccola pausa per noi, tra poco nuovamente in diretta pronti a raccontarvi gli ultimi 10 minuti di Cus Cagliari Reyer Venezia.
Torniamo in diretta dal Palacus di Cagliari con ancora negli occhi il canestro da 15 metri praticamente che ha permesso all'Umana Reyer di trovare il +9 sul CUS Cagliari, 49-40 il punteggio qui al Palacus dopo 25 minuti abbondanti di difficoltà. La squadra di coach Andrea Liberalotto sembra aver trovato le giuste misure e ora conduce provando anche a scappare via. Attacca il CUS Cagliari che non vuole arrendersi dopo aver condotto una gara di grande orgoglio. Qui il tiro da 3 punti da parte di Giulia Gomba che è corto, il bel rimbalzo d'attacco però da parte di Alessandra Cesta che riesce a servire Samantha Pralis dal palleggio. Samantha Pralis prova a inventarsi qualcosa, la tripla di Pralis, l'errore, aveva preso bene posizione a rimbalzo Cesta, arriva però più in alto di lei, scusate, Formica che porta via il pallone e lo porge all'indirizzo di Carangelo, attacca la Reyer, ora Formica a lavorare dal post, bella la finta, è bello anche il giro sul perno, gran canestro da parte di Alessandra Formica, +11 Umana Reyer, 51-40 qui al Palacus di Cagliari. Pralis, la palla in punta per Arioli che beneficia del blocco di Gombach, palla fuori ora per Cesta, Gombach nuovamente a lavorare, il pallone per Pralis, difficoltà per l'attacco del CUS, 3 secondi per il tiro di Pralis, ancora corto, ha toccato Cesta ma non è riuscita a controllare, riparte l'azione offensiva della Reyer che è scappata via sulla doppia cifra di vantaggio, qui dimenticata completamente Melchiori. E segnali di cedimento preoccupanti per il CUS Cagliari, +13 Umana Reyer, 53-40, canestro facile per Melchiori, sbadattaggine difensiva per la compagine universitaria che tenta l'ennesima reazione con Cristina Benic che era partita in palleggio, fallo su di lei speso da Francesca Pan. Mentre torna in panchina Giulia Gombach, coach Antonello Restivo rispedisce sul parquet Nicolina Milic, mentre è già pronta a incaricarsi della rimessa dal lato Cristina Benic, la palla all'indirizzo di Samantha Pralis, ora nuovamente Nicolina Milic a lavorare dal palleggio contro Ruzickova, il tiro in allontanamento a segno, bella giocata qui da parte di Nicolina Milic che realizza il suo 11° punto personale di questa partita, mentre sono 15 per Samantha Pralis. Dall'altra parte in doppia cifra c'è solamente Ruzickova con 10 punti personali mandati a segno, rimessa in zona d'attacco per l'Umana Reyer con il palleggio da parte di Deborah Carangelo, il blocco portato da Ruzickova che riceve in questo momento. Ruzickova ha spazio per la penetrazione, manda per aria un tiro in corsa che però non trova la via del canestro. Riparte il CUS con le mani di Cinzia Arioli, sale per il blocco Milic, ora anche Cesta, ancora Arioli dal palleggio, c'è Cristina Benic, il tiro da 3 di Cesta è lungo, rimbalzo controllato però da Nicolina Milic e altri 12 secondi per l'attacco del CUS Cagliari, ora con Aleandra Cesta, su di lei difende Formica, la pressione sul pallone, prova a battere la sua diretta avversaria dal palleggio, Aleandra Cesta a spendere il fallo Formica, terzo fallo personale da parte di Alessandra Formica, rimessa in zona d'attacco per il CUS Cagliari con Cinzia Arioli già pronta. Le indicazioni di coach Antonello Restivo, seduto invece coach Andrea Liberalotto che ha avuto indicazioni importanti nel corso del terzo quarto da parte delle sue giocatrici ed è senz'altro più tranquillo in questo momento della partita. È ancora un errore da parte del CUS Cagliari, prova ad affondare il colpo la Reyer, Francesca Panna ha spazio per il tiro da 3 punti sbagliato, lotta a rimbalzo, Milic non riesce a controllare, più lesta di tutte Ruzickova a realizzare i punti che valgono il nuovo +13, Umana Reyer 55-42 il punteggio, fischio arbitrale e cambio in casa Umana Reyer con Fontenet che torna sul parquet, esce Melchiori, tutto pronto per la rimessa per il CUS Cagliari, non accenna
a scemare la pressione delle giocatrici dell'Umana Reyer. Ancora a prendere Samantha Pralis fin dalla metà campo difensiva, il passaggio per Nicolina Milic, ora Benic arriva per il blocco Milic, Benic deve costruire qualcosa, trova un gran canestro in penetrazione, qui qualcosa non ha funzionato nella difesa della Reyer, ma ottima anche l'iniziativa da parte di Cristina Benic che ha trovato un gran corridoio con la mano destra, meno 11 Cus, 44-55, Fontenet a cercare Ruzicova, ha ribaltato il lato all'indirizzo di Carangelo, qui qualche problema per Formica che perde il pallone, la fuga in contropiede da parte di Pralis, il tiro difficile in corsa è sbagliato anche in questo caso, ha di che lamentarsi Samantha Pralis, non trova però il fischio arbitrale, qui tripla con spazio a segno Carangelo, glaciale dalla lunga distanza, e sono aumentate non poco le percentuali dell'Umana Reyer nel corso di questo secondo tempo, 58-44 più 14 per la formazione veneta, mentre Cinzia Arioli attacca a testa bassa e trova un fallo da parte di Fontenet, se non abbiamo visto male. Infuriato coach Andrea Liberalotto per l'ingenuità difensiva delle sue ragazze, esce Francesca Pan ed esce anche Formica in campo, nuovamente Bagnara e Sandri, mentre è pronta in lunetta Cinzia Arioli. A segno Cinzia Arioli, 46-58. In attacco la Reyer con Fontenet, Carangelo. Il tiro da 3 punti dalla stessa Carangelo non trova però la via del canestro, c'è il rimbalzo conquistato da Ruzicova che si fa largo con il fisico, altro rimbalzo d'attacco, qui problemi a rimbalzo per il Cus Cagliari che in un modo o nell'altro riesce a tornare in possesso del pallone. Ancora difesa allungata per l'Umana Reyer, Cinzia Arioli dal palleggio, il passaggio all'indirizzo di Cesta, ancora Cinzia Arioli con la mano sinistra a sfidare la difesa della Reyer, non arriva il canestro, non arriva il fallo, parte invece il contropiede dell'Umana Reyer con Deborah Carangelo che decide poi di aspettare le compagne, qui un ribaltamento a metà strada tra due compagne, palla direttamente fuori e time out in campo chiamato da coach Antonello Restivo. 4 minuti e 44 secondi ancora da giocare al Palacus di Cagliari, Umana Reyer Venezia sul più 12 contro l'Energit Cagliari, 58-46 il punteggio in favore della formazione ospite. Difficoltà ora per il Cus Cagliari che però ha condotto una partita davvero coraggiosa per ben 25 minuti, è stata davanti la formazione cagliaritana che poi ha ceduto il passo alle venete, formazione ben più quotata che andrà a cercare di insidiare Ragusa e Schio nella lotta allo scudetto. Qui altra palla persa, altri segnali di sfiducia da parte del Cus. Ora scivolato sul meno 12, abbiamo detto, Fontenet dal palleggio, il blocco di Ruzicova, ancora Fontenet cerca il corridoio per la penetrazione, non lo trova, attacca ancora la Reyer con Deborah Carangelo, manda per aria un altro tiro da 3 punti, ha registrato la mira e come Deborah Carangelo ancora a segno dalla lunga distanza, 61-46, Umana Reyer che mette le mani sulla partita, ci prova ora con l'orgoglio il Cus Cagliari, Samantha Pralis, le tocca il pallone da dietro, la sua diretta avversaria, rimessa ancora per il Cus Cagliari che attacca con la stessa Pralis, ricordiamo anche quelli che saranno i prossimi impegni delle due squadre, mentre bel canestro di Pralis in penetrazione con la mano destra allo scadere dei 24 secondi, dicevamo dei prossimi impegni di Energit Cagliari e Umana Venezia, la formazione sarda
andrà a far visita alla Ceprini Costruzioni Orvieto, mentre l'Umana Reyer sarà impegnata in casa contro Umbertide. Qui arriva la palla persa intanto dall'Umana Reyer, sanzionata Ruzickova, e Arioli a gestire questo possesso offensivo. Arioli ancora dal palleggio, prova a smarcarsi e riceve in questo istante Cristina Benic. Il palleggio di Benic, il tiro dopo il giro sul perno è sbagliato. Attacca allora l'Umana Reyer, che gestisce questi ultimi 3 minuti e 25 secondi, rallentando ovviamente anche il ritmo. Non ha fretta la formazione di coach Liberalotto, qui il piazzato dalla media distanza, morbidissimo per Ashley Fontenette, mentre è già pronto un cambio per coach Liberalotto, che manda sul parquet Alessandra Formica. Vedremo al posto di chi. Tanto lavora dal palleggio Pralis, serve Arioli, forse con un pizzico di convinzione in meno il Cus Cagliari. Il tiro da 2 punti da parte di Cinzia Arioli, airball per lei, e può arrivare adesso il doppio cambio in casa Venezia. Carangelo e Ruzickova fuori, tornano Dotto e Formica. 2 minuti e 48 secondi prima dell'intervallo. Bagnara, ora la ricezione in punta per Dotto, cercata con la ricezione profonda Formica, palla sporcata da parte di Nicolina Milic. 63-48 il punteggio in favore dell'Umana Reyer. Ultimi 2 minuti e 35 secondi di gara che hanno poco da dire. Torna sul parquet anche Melchiori, esce Fontenette. 2 tecnici però vogliono lavorare. Ovviamente dal punto di vista tattico siamo all'inizio della stagione, dunque aspetti offensivi e difensivi ancora da registrare. Si vogliono sfruttare tutti i secondi della gara per registrare le squadre. Qui è arrivato l'errore dalla lunga distanza per la Reyer. Ora Benic, il lavoro dal palleggio, tiro da 2 punti, se non abbiamo visto male la segnalazione da parte degli arbitri. Cristina Benic però con un gran tiro che era da 3 punti, riporta sul meno 12 il Cus Cagliari, 51-63, mentre Melchiori lavora dal palleggio, serve in angolo Bagnara. La palla ora per la linea di fondo di Sandri, in punta il suggerimento di Melchiori all'indirizzo di Formica, che però ha commesso infrazione di passi. Qui ancora a pressare l'Umana Reyer contro l'attacco del Cus Cagliari, che si affida ancora a Cristina Benic. Il blocco granitico da parte di Cesta, finisce per terra Bagnara, prosegue il gioco. Qui si allacciano Nicolina Milic e Martina Sandri, fischiato il fallo ai danni di Sandri. 4º fallo di squadra da parte dell'Umana Reyer, che dunque ha speso il bonus. Rimessa in zona d'attacco per il Cus Cagliari con Samantha Pralis. Qui il tiro dopo il bel lavoro col piede perno da parte di Nicolina Milic, che andrà in lunetta dunque per 2 liberi. Due liberi dunque per Nicolina Milic, buona nonostante tutto la sua prova. Casa Cus Cagliari. Protagonista anche con la nazionale bosniaca, sia a livello under che a livello senior. Ha sbagliato il primo libero, ha sbagliato anche il secondo. 1 minuto e 40 secondi prima del termine di questa partita. In controllo l'Umana Reyer, 63-51, la palla in punta per Sandri, il passaggio all'indirizzo di Caterina Dotto. Ora il blocco portato da Alessandra Formica, ancora Formica a ricevere in posta, accoppiata con Milic. Gran giro sul perno qui da parte di Formica.
Ha fatto secca Nikolina Milic prendendo la linea di fondo, è arrivato poi il fallo però in attacco e dunque Cus Cagliari che torna in possesso del pallone. Piccola pausa della partita con coach Andrea Liberalotto che è a colloquio con uno dei due arbitri, si asciuga anche il parquet. È ripreso il gioco qui al Palacus. La palla nelle mani di Cinziarioli, si propone per il blocco Nikolina Milic, prova a fare tutto da sola Cinziarioli che perde però il controllo del pallone. Torna il possesso nelle mani dell'Umana Reyer che ora attacca con Dotto dal palleggio. Dotto serve Melchiori, ancora in punta. Torna da Bagnara, ora nuovamente Dotto che ha cambiato lato, accoppiata con Pralis, arriva il blocco di Formica, pescato molto bene il taglio da parte di Sandri, arriva poi anche l'errore da parte di Formica dopo il rimbalzo d'attacco, ha recuperato il Cus Cagliari. Ultimi 38 secondi di questa partita, 63-51, sempre più 12 per l'Umana Reyer, prova e riesce dalla lunga distanza Samantha Pralis che non vuole arrendersi e Cus Cagliari sul -9. Attenzione perché la formazione cagliaritana torna praticamente a 3 possessi di distanza dall'Umana Reyer che ora attacca con Bagnara. Gran canestro di Bagnara con l'1 contro 1, qui persa ingenuamente palla da parte del Cus con Melchiori che recupera e poi cede all'indirizzo di Dotto. Va a spegnersi il cronometro della partita e allora l'Umana Reyer Venezia sbanca il Palacus di Cagliari, 65-54 il punteggio finale. Ora vado a raggiungere il parquet per le interviste a caldo ai due tecnici, da una parte coach Andrea Liberalotto, dall'altra coach Antonello Restivo. Saluti di rito. Tra le giocatrici c'è delusione in casa Cus Cagliari, ma le ragazze di Antonello Restivo sono consapevoli di aver giocato un'ottima gara. Coach Antonello Restivo che va giustamente e doverosamente a salutare gli arbitri e poi sarà con noi in diretta. Coach, siamo in diretta, allora direi che si può essere soddisfatti nonostante la sconfitta. Per 25 minuti e oltre il Cus ha giocato una gran partita. Ma sì, no, questo sarà sempre così, alle ragazze anche quando si è perso a schio di 50 punti non gli si poteva dire niente, perché comunque la situazione la sappiamo, la stiamo affrontando nel migliore dei modi. Noi abbiamo iniziato tardi gli allenamenti e quindi ovviamente piano piano cercheremo di entrare in forma. Potremo anche perdere tante partite, però sicuramente daremo qualcosa in più sempre. Quali aspetti ti sono piaciuti maggiormente oggi? Forse l'atteggiamento aggressivo fin dai primi minuti. Assolutamente, per salvarsi bisogna cercare di puntare soprattutto sull'intensità difensiva. Quello oggi l'ho visto, abbiamo cercato un po' di incartare mischiando un po' zona uomo e anche facciamo la zona un po' anche per cercare di risparmiarci un po', però soprattutto quello mi è piaciuto tanto, l'intensità difensiva. Ora in vista di Orvieto da cosa si riparte? Ma si riparte da questa intensità e si riparte cercando di fare una settimana buona, cercando di recuperare le ragazze perché si può vedere sono veramente distrutte e quindi cerchiamo di recuperare un po' di energia. Adesso arrivano 3 partite importanti per noi. Grazie a coach Antonello Restivo, complimenti anche per la buona prova delle sue ragazze. Ci sta raggiungendo proprio in questo momento coach Andrea Liberalotto, tecnico dell'Umana Reyer. Coach, ti aspettavi una partita così difficile alla vigilia? Sì, sono sincero, le mie giocatrici lo sapevano. Cagliari è un'ottima squadra a livello di quintetto, ovviamente poi
in questo momento sono cortissimi e quindi non riescono a tenere il ritmo. Noi l'abbiamo impostata sul ritmo, non siamo stati bellissimi e efficaci nel primo tempo, però Cagliari per stare avanti ha speso ovviamente, e poi quando è stato il momento in cui vengono un po' meno le energie, noi siamo stati con la panchina che io più lunga bravi a fare le cose giuste e quindi l'abbiamo portata a casa. Probabilmente le percentuali dal campo nei primi 2 quarti non vi hanno assistito, è stato anche quello uno dei segreti dello svantaggio che non vi aspettavate probabilmente inizio partita. Certo, sicuramente le percentuali sono state scadenti, però non è che si può sempre pensare che vinci se le percentuali, bisogna riuscire ad andare all'intervallo magari sotto di 1 perché abbiamo concesso 3-4 contropiedi, ci sono tante cosine che si possono fare perché poi se si alzano come si sono alzate possiamo scappare, quindi bravo a Cagliari, un po' meno noi nel primo tempo. Ora, ovviamente 3 vittorie su 3 senza Christmas, questo è un altro dato importante. Come prosegue la vostra stagione? L'obiettivo è quello di insidiare il trono di Ragusa e Schio, ovviamente. Sì, ma l'obiettivo nostro sarebbe quello di crescere con le italiane anche oggi senza un'americana, non è che possiamo sempre regalarle, però il gruppo c'è, le italiane stanno facendo bene perché oggi comunque Carangelo quando è stato un momento importante ha fatto le cose giuste, questi sono i segnali importanti per noi e dobbiamo lavorare, il campionato è lunghissimo, siamo contenti di essere primi ma vedremo fra un paio di mesi. Perfetto, io ringrazio coach Andrea Liberalotto, anche a lui faccio i complimenti per come la sua squadra si è espressa quest'oggi. Allora direi che è tutto per questa diretta dal Palacus di Cagliari. Io ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica di questa diretta e vi do appuntamento alle prossime gare interne del CUS Cagliari nel campionato di Serie A1 femminile di basket. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport